Come disse il mio amico Renzo Arbore, pochi siamo e meglio stiamo. Divertiamoci, dai! Niente, resto chiusa un altro dei miei limiti. Io non sapevo dirti che solo pensarti mi dai i brividi. Anche una stronza come me. No, perché siccome mi dai molta... No, per carità. Senti, ma sto tentaggio che devo avere, io soffro di claustrofobia, cioè questo tentaggio, io ringrazio... Sta cazzo di roba. È già diverso, vedete? A me, artisticamente parlando, mi dà fastidio, cioè avere questo strumento che mi manca. E mi sento dire, una chioppa, che poi non ho capito, cioè io che sta cazzo di chioppa. E Franco, mi puoi spiegare, puttana se ti spiego io, cioè che sta cazzo di chioppa. Il vero cabaret è quello che si fa con il pubblico, veloce, deve essere immediato, perché i fatti più belli sono i fatti che si raccontano, quelli che succedono nella vita, non parlare sempre di sti politici, di questi assessori, tanto non servono a niente. No, non serve per me la politica è il pubblico, cioè sorridere a tutti quanti, farsi amare per quello che si fa, non farsi amare per quello che non si riesce a fare. Il treno cominciava, stava per partire. Il treno, questo forza presto, e quello è il treno che deve prendere, dice Capostazione. Riesce a prendere il volo. Stavo lì, mettono sul numero 100.000 euro sugli 11. La pallina gira, vetro voce monsieur, so chi sono io, anche se non ho letto Freud, so come sono fatta io, ma non riesco a sciogliermi, ed è per questo che sono qui, e più lontano dei chilometri, che dormirai con chissà chi, adesso lì, con chissà chi. Qui